E qui è dove si è verificato il dramma, un incidente impressionante con la cabina completamente distrutta. Abbiamo raggiunto la zona dell'incidente attraverso una strada poderale qui in territorio di San Michele al Tagliamento e sì, è una cisterna che trasportava mangimi, probabilmente c'è il nome della ditta, non si riesce a capire però dalla scritta che ditta possa essere. Difficilissimo anche il recupero della salma, così ci hanno spiegato i soccorritori che si trovano lì. E questi sono i camion incolonnati che sono rimasti invece intrappolati perché non possono andare avanti, ci sono ancora i soccorsi. Ci spostiamo con discrezione un po' più avanti perché comunque probabilmente i soccorritori non riescono a riconoscere se siamo della stampa o meno, per cui è sempre meglio agire in modo discreto. Ancora immagini terribili dunque dalla A4. E questo è ciò che rimane della cabina, impressionante.